e hanno portato via tanto, perché io avevo tutto lì a portata di mano, perché mi sentivo anche sicura con l'allarme, l'ho sempre fatto e non mi sono mai preoccupata di nascondere qualcosa, avevo tutto a portata di mano e hanno portato via 30 anni di ricordi, di sacrifici. Il ladro ha agito indisturbato nonostante l'allarme. Il bottino si aggira intorno a 60.000 euro. Quello che però non sapeva era di essere ripreso dalle telecamere di sorveglianza della villa e che la proprietaria, Sandra Giolo, ex consigliera comunale di Noventa Padovana, decidesse poi di pubblicare quelle immagini sui social network. Eccolo il ladro solitario in azione. È entrato dal cancello, ha forzato la porta e poi una volta dentro l'ha richiusa. Quando l'allarme della villa è iniziato a suonare, un vicino è andato a controllare, ma vedendo il portone chiuso non si è insospettito. A scoprire il furto è stato il marito dell'ex consigliera comunale. Il ladro ha rubato un Rolex, anelli, collane e bracciali di pregio. Ricordi di una vita, ha spiegato la Giolo, che poi, scrivendo su Facebook, dice: eccolo, il ladro è entrato in casa mia, tutti devono vederlo, chi lo riconoscesse avvisi i carabinieri. 10 minuti, non ci è voluto molto di più. 10 minuti, perché tra l'altro mio cognato che abita lì vicino è riuscito anche a fare il giro della casa perimetrale per fuori, voleva vedere se c'era qualcosa di anomalo, se c'era una porta aperta, e invece era tutto chiuso e la rabbia è tanta, tanta rabbia. Tanta da mettere poi la loro foto, di far vedere alla gente chi sono. Esattamente, è stato una cosa che mi è venuta d'impulso, senza tanto pensarci, ho detto mettiamo il video, divulghiamo, perché sta persona deve essere beccata da qualche parte, e anche per dare una mano alle forze dell'ordine.